Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22. Un saluto a tutti gli amici di EIA TV, con questo attovio di una trasmissione nuova che si chiama Cosas Bellas, un attovio che nasce grazie a s'aggiudu della regione Sarda con Salè 22, che è stato portato a conoscere meglio a su manco su 40 musei che ci sono in tutta la Sardegna che studiano le cose belle materiali e della cultura della terra nostra. Dunque noi cominciamo in noi a Pula, un luogo di mille e mille anni di storia, che è di vago, un museo dedicato proprio agli strumenti della cultura sarda, si chiama Muspos, ma prima di entrare in su museo ma fai conoscere meglio su questa vita di Pula, proprio partendo da questa piazza del suo Pulau, a un disagattanta tutti i turisti che arrivano e noi in Pula ogni anno poi ci passai in ferie e da questa piazza del suo Pulau si spostai in un altro luogo e ci conoscevo Pula e poi entravo un pari in sul museo Muspos degli strumenti della tradizione cosa nostra. Dunque bene benissimo per questo primo attovio e andavo su un pari a conoscere meglio su Pula e sul museo cosa sua. E dunque, dopo questa prima puntata di Cosas Bellas, è una cosa che è venuta in noi a Pula e si è passato a innanzi a Villigresia di Santo Giovanni Battista, una chiesa costruita in su 1800, ma è già del 1700 che Pula cresce a meta, grazie a suo traballo dei Massaius che in noi hanno quantao questa tradizione e produzioni manna. E dopo un anno che gli amministratori, noi abbiamo traballato a meta, poi fai conoscere ai turisti di ogni luogo del mondo questa località e poi impari a conoscere che un altro luogo bello di Pula prima di entrare in su museo. Venite torna con me. È storia antica di questi luoghi e contare già con la testimonia delle ruine della città di Nora, che torna fino a su tempo dei Fenicius, in VIII secolo prima di Gesù Cristo, che poi è passata ai Punicus o ai Romanus e difatti si accattano ancora le colonne romane su momento con su mosaico, su necropoli e meras altre cose che sono studiate in su museo archeologico di Pula intitolato a Giovanni Patroni. E noi allora c'è questa gresiedda de Sant'Efisi e costruita in su secolo XII proprio in su luogo onde martirizzao e scapizzao su Santu Guerreri e ogni anno su 13 del su mese di maio e noi sa dire de sa Croce Santa si va di una professione una missa manna podorrai grazie a su Santu Guerreri. Ma denora, visto che oggi, dopo questionai de Pula e del museo dedicato ai sonus della Sardegna, andavo però a conoscere un altro luogo bello de Pula. Venei con me. E un altro luogo bello è Custo, Santa Margherita, una località del suo comune di Pula, un di cesti sadurri de Caladostia, una turri costruita dai spagnoli in su 1601. In noi si agatta pure su un uragi di Santa Margherita, ben studiato in questo luogo. Ma in noi è un questionato del suo museo Muspos e in noi andiamo proprio in Guni, si può sapere, sa sindaca e Orlando Magia. Andiamo su un pari. E arrivavo in questo bello luogo dei Spantus, Sadomu dei Sonus de Dottus Sardegna, de Pula ma de Dottus Sardegna. Saluti a Carla Medao, sa sindaca.
Prima di tutto, bene Ottavio, mi va di meta piacere di arricchire in questo luogo di adero su meta caro per sapere vola. Un luogo che conosci in tutto su ha un di succedenti meta cosa bella, di cultura e di grandi valori. E infatti proprio di gusto, devo ti torno grazie intanto mi si dona questa opportunità di conoscere meglio su, di fai conoscere agli spettatori di EIA TV in questa trasmissione Cosas Bellas e sicuramente noi di Cosas Bellas ci ne punti di adero meras, noi ci abbiamo fatto dire che anche una cosa de Vula e proprio sapete, a me mi piace questa cosa, perché c'è una bella storia con tradizioni e tutto canto, ma in noi si traballa sa terra, su sato, ci punti meda occasioni si traballa in questo senso, ma è una di queste che potevano essere destinazioni turistiche e di importo umano. Come te questa relata con il suo turista? E sta bene in spiaggia, sa logo, quali punti, motivazioni? Ma intanto Vula fiacco nota, più che tutto possa terra, possa frutta, possa grande produzione agricola e finza possa pastorizia. Ma poi si sono fatto conoscere per il turismo, poi si spiaggia, c'è stato un grande sviluppo con gli alberghi, però a Barrausu si è nominata De Vula proprio per essere un luogo bello, per agricoltura, per turismo, per cultura, poi si sta di bene in questa vita. E a pago, grazie a questa grande fantasia di Spuleso, su pianto aperto un negozio, su pianto fatto attività imprenditoriali, si sono fatto conoscere. Certo, noi su traballa e terra non paghedo posta patti e si dispiace di portare i giovani su depinti d'orrai a piegare di avere questo traballo che tanti ha sempre a terra d'orrauso, questa Sardegna è bella, è grande, è una terra a metà buona, può donare buono frutto su. E su turismo poi devo su bivio con i spiaggias, attivato grande albergo umano e si ho conosciuto in tutto il mondo. Dunque, playa, bella arena, tutto canto, bella bianca, ma c'è un luogo che forse si gusta in Porto Prusmanno e tutto l'archeologia. E Nora, devo via prima, è un luogo che si conta la storia millenaria di questo luogo. E a questo dobbiamo arrivare, Ottavio, poi questa zona archeologica di Nora è come che vesti di una bida via. Non funti in rovina, come che in cui un'arada, si costuma ad andare in rovina, ma è una città che è sempre bogenda a pillu tesoro noso, è una cosa di adere meda spantosa, poi ci punti i universitari, con gli archeologi, che punti castiendi in sa terra e agattano meta tesoro, su di adero pregiauso, poi funti cosa preziosa. Quindi Pula è connota in tutto il mondo proprio per civiltà di fenicio punica e poi romana e quindi ho fatto un museo tanti anni fa, il museo ponendo un'altra rotta a posto e adesso un'altra branda di questa vita che manca da una parecchi anni, ma all'estero devo sapere e fai subire cose che ancora non abbiamo nessuno. Poi dopo che sto quando si andava a presentare questo luogo bello, appunto di questo museo archeologico Giovanni Patroni, che ci punti tutte le cose che hanno cattanguti, a parte questi vinti di adesso in sul luogo in ora, ma ha poi questionato questo museo. Quindi adesso è aperto cambio. Ma se si intendendo meda con il suo Ministero della Cultura, con la soprintendenza, c'è ancora una cosa de vai, ma sa cosa bella è che appunto scerendi pezzo per pezzo e scrivendi tutte le cose più importanti e questo ogni tempo, ogni cosa importante ogni di suo tempo. È un nao, prenda sa de Pula e una prenda a mano e custa. Poi il museo a un punto studiato, è partito tutto da questa collezione sul maestro umano Orlando Magia, che poi sapete tanzuso, però dunque Pula subito ha fatto a posto questa bella domo, Casa Frau, a un ricevuto un luogo di accoglienza, mi pare saprò loco, altre occasioni, si sala dei convegni, e tutto quanto, però ha raccattato un luogo per fare in modo che tutta questa Sardegna entrea, chi suona, chi canta, chi balla, chi tiene questa relata manna con questa cultura musicale, festi in noi a Pula.
E noi a Pula, i mese prazze ballus, insomma, meglio di gusto non podemos aspettare. Anzi va tu bene, i amministratori a Olli comprai questa bella domo che è di adesso una cosa insettata, a me da bene. E noi è sul luogo della cultura. E grazie a questa bella idea di Orlando Magia, che avevo votato questo museo in Pula, e noi abbiamo posto un altro, un altro passo, poi diventare questa domo ancora proprio sul centro della cultura. E Ottavio, a Pula, questa cultura davvero in Sagresia San Giovanni Battista, in una piazza, in zona archeologica. Ci vuole un luogo bello su la cultura, ma questo è sicuramente un più bello e noi abbiamo dedicato una variga di apposentos proprio a questo museo di Orlando Magia. È stata una grande cosa manna, sa sapere vulla da di me apprezzato. Io so di avere come un preso un anno da Punao, infatti questa prima puntata dei 40 che dobbiamo fare, di questa trasmissione che si serie da Cosas Bellas, a poco cominciare con Pula, poi Taddeo, e noi tengo, come dire, su coro, dove possiamo parlare con Marco Luzzu, con Samuel Iacolina, con Orlando Magia, con Bosatrus, e dunque in moi mi vai preso un anno a tu conoscere. Infatti sì, ti saluto, ti do grazie di questa accoglienza e poi te andando a Orlando che ti abbiamo detto tanzuso e andavo a conoscere meglio su museo. Anda bene, Ottavio, tema Pollinai, però un'altra cosa, uno segreto di Aici, in apposento se noi accanto, stiamo preparando un altro museo, è sul museo dei costumi sardos, dei sprendas più bellas, della tradizione del suo comune Pula. Quindi in noi noi andiamo a sapere cose meravigliose, ma impari in i mesi che andano bene e usare finza sul museo dei costumi. Quindi ti do invitare, ti do grazie per questa visita, ma ti do invitare poi inaugurare sul museo dei costumi di Pula. E iniziando su una rausa ai spettatori nostri, un altro attopio di cose belle, adesso proprio gusto, tanto ne dopo fai 40, dunque nel frattempo schioveri questa trala del suo museo, noi si preparano e già torniamo a Pula. Ma poi devo andare a Orlando Magia. Ciao Carla. Ciao, grazie Ottavio, Sibieuso. Dunque, sonus, sonadoris, strumentus, milli e mille prus annus de storia de sa Sardegna intrea contata e con i sonus. E questo è sa domo, questa domo frau è sa domo dei strumentus e dei sonus. E tutto questo, dopo tornare grazie di tutto questo a suo maestro Orlando Magia. Ci dà sfatta finalmente. E devo dare grazie a tu, caro amico Ottavio, penso che noi ti intenda stare in domo lavoro, dopo suonare a voce alta, che questa bellezza è nasce e fece grazie a tu e amico stuoso, insomma, che magari di stiano tu e tutto. E poi avevo appunto questo onore in mano di collaborare con Marco Luzzu, etnomusicologo, con Samuel Iacolina, che è un scienziato, un ricercatore su CRS4, poi questo è un museo multimediale, in su senso che noi i sonus di adesso si vogliono biri, ascoltare, intendi e dunque si intra e si storia di ognuno degli strumenti che appunto è esposto su noi. Ma ci arriviamo, perché noi Orlando, questo luogo ita succede, esti aperto a su mondo, i turisti è un nao con Carla Medao che Pula è una destinazione, dunque sa mera turistas e mera scolaresca, cioè i scienzi che bene in noi può conoscere questo mondo. Intanto si veniva su Muspos, che è su museo degli strumenti popolari sardos. Quindi, come tu, questo sì, è un museo, ma deve essere un luogo di incontro di tanti appassionati, di ciò che è di scuola, che hanno piacere di accostare ai strumenti, a questa storia nostra millenaria, ma invece dei turisti, degli stranieri che penso che a parte spantati del suo patrimonio etnomusicale che teniamo in Sardegna, con tutti gli strumenti che nascono in Sardegna, ma invece questo che vanno arrivare fuori. E noi, ad esempio, abbiamo in mano
può utilizzare, E tu sei un fatto può diventare- imparare poi suonare su ballo sardo Certo, e certo. poi Ma accompagnare le canzoni. tu sì. sei fatto diventare strumento sardo, su poi ognuno di questo strumento che appunto arrivava su noi in Sardegna, funti diventato sardo, su poi ben ti suonavo su una tecnica che è scetti nostra, ma Dio sa che storia di questo Certo. a me mi piace andare a Pellavello e conosci bene questo luogo di Adero su dei spanto. E quando arriva da sa gente, tutti si scienti, si scola, tutto canto, la prima cosa che vinti è questo video che ha fatto De Wettotto con Marco Loi che sta traballando in modo e ti conta da questo video, e ti conta. È un video vero questo, non è una cosa nariosa conquadrata a codedo, questo è un video che dura 3 ore e mezzo già e conta da tutto i momenti da quando uno scende questa canna a masco, questa canna poco vicino, o questa canna poi stumbo, può costruire una launedda, proprio da quando comincia da quando suona da questo strumento, quindi tu ci provi a me che questo è un video che senza interruzioni, praticamente come ti lo costruisco, che stiano e spiego, insomma tutto ciò che ci ha fatto devo uscire in 50 anni su d'impegno, da quando ho cominciato con il Subrettino Murta, secondo i gelai, il maestro umano su de Muravera di Santuito, e devo tutto ciò che ho fatto imparare, fin se po' conto mio, questa esperienza, poi questa tradizione di una parla da firma in suo tempo, su ognuno poi sviluppa da tutto ciò che ci vai a comprendere, poi penso che sia stato sempre di Aici, chissà come tantessi la UNED di 3000 anni fa. E quindi noi mi da piacere hai fatto questo traballo e noi grazie a tutti che mi ha consigliato di tutto. Poi si appassionano, si scienti, si viene a suonare a questa scuola mia, teniti proprio sul disegno di imparare a costruire questo strumento suo. E quindi noi si senti e si dubinti con calma e tutto vuoi da auguro in sardo e spiegato bene. Quindi chi uno è proprio appassionato di queste costruzioni e noi già si spazia. Io penso che sia l'unico video di questa qualità che hai fatto proprio come andava Orlando, del momento in cui si scioperano le scannasa, fizza saccando su suonatori da Sassona. Dunque se è una cosa di Adero di importo umano, può fai conoscere come testi questo strumento, cioè chissà cosa in Sardegna diventa strumento, con sa conoscenza dei sommini e con sa tradizione cosa nostra, commenta un elemento che è della natura, non vegetali, poi diventai invece uno dei strumenti di importo prusmanno di tutto sul Mediterraneo, documentato vinza dell'VIII secolo, VII secolo prima di Gesù Cristo, dunque tenevo su di Adero su una storia manna e lunga che si conta della Uneddas, ma non scetti della Uneddas, dei Medas e Medas sono su che arrivano in questa terra cosa nostra e qui poi dei noi parti di tutte cose. Accompagnare su ballo, accompagnare scanto, accompagnare le professioni. Le feste prima in Campidano, di Oristano a Castello, plus forse del Sonoreso, che magari pure accompagnato da questo canto a tenore, questo ballo puro, ma e feste si avviene a ribai, a fisarmonica, a organetto, esatto, strumento da forza, si pianta tutto a base della unezza, sul strumento principe della festa della Sardegna, no? Quindi, come ti narra tu, il momento della messa, c'è l'elevazione, c'è il soffertorio, oppure la processione, accompagnata in mezzo a bida, sempre con un suonatore di canno, un suonatore della unezza, come ti si narra, oppure può accompagnare il suo canto, si canta a curva, all'era, tra l'allera, però di più non è questa cosa più importante che ha sviluppato proprio su zona salaunera è sul ballo. Ecco, sul ballo di Brazza, anche in Guni si trovavi un udante da imparare che non ci arriva mai, no? Siamo di 200 anni, poi ti trovi sempre da imparare, e ha sviluppato veramente sonata classica, di una bellezza. Tocca a intendi, se avete intendito se la sposa racconta. Una cosa, e poi tu mi accompagno sempre, perché c'è questa c'è
proprio sul museo e tutto, multimediale Osnau, ma si conto poitta, e conoscevo poitta impari, poi moi Orlando s'accompagna. Con me da piacere. Andavo, se si fa i vividi, itta tutto su seri, quando arrivano a noi a intro i turisti, i turisti, sei giovani, sei scuola, sei tutto canto. E questo è di adero su un luogo che spanta da ognuno che arriva da noi. Poi una delle cose belle del museo multimediale che è Orlando, sul fatto che sa gente non scetti bidi su strumento, ma vodi di entrare a intro, poi in noi c'è questa possibilità di conoscere meglio su tutti questi strumenti. Però prima ancora di capire come funziona Orlando, come sta organizzato. Dunque mi pare che c'è proprio questa prospettiva organologica di video in 4 caratteristiche. Dose prezioso, ognuno in sada sua po' classificazione. Ci punti in membranofono, che punti in questa tua stecca, che punti gli strumenti che si sono sempre con Tombarino, battendo sa perdi e tutto. Poi questo da fronte punti tutto i aerofoni, anche aerofoni su punti questo strumento che funziona con il movimento dell'aria. Quindi della un'era su solito, a trombetta, a corso e bene, ma vince sonetto e fisarmonica. Poi ci punti gli idiofono in questa decca anche avanti punti di strumenti che sono battendo e vibrando i susettoto due strumenti vibrano e fanno un cadeni lì su suono de sei e poi ci punti scordofono che punti sa chitarra su mandolino sa serraggia insomma questo che suona con una scorda con sa corda insomma che punti o metallica oppure de budella de grava insomma ma questa cosa bella un'altra delle cose belle di questo luogo Galiestica chi entra da noi poi biri di aderoso strumento musicale che adenti una storia che antisonau antibivio di aderoso in mezzo a gente antisonau possa agenti e funti tutto strumento che dessa collezione cosa tua. Funti non pago questo strumento che anti segnao sa vita mia poi ta donna ha provato proprio una ragione vita sto quando tenia 9 anni che ha sempre praticato gruppo folcloristico prima sul gruppo Calagonzi de Mara però da già quando perché redo intendi a mamma sono in questa trunfa su zona Tabucca come ta pure tu zio su zona Doris sempre di trunfa e nonno mio suonata questa trunfa in un modo meraviglioso di adesso. Poi quando crescendo mi è venuto il desigio di cominciare a suonare su solito, la chitarra, il launerza, ma poi quando andavo in suo tempo ecco, non mi sono scoraggiato. Ci sono entrato un pacchetto in tutti gli strumenti, specialmente vince posso costruire. Ecco, mi è sempre piaciuto gli strumenti che si possono costruire da noi e tutto, devi imparare proprio a fare devo e tutto, poi è questa cosa pure bella, quando uscite come ti dici, dolito su strumento che ho avviato, su solito, una resa, oppure che su solito c'è tutto che uno se tu fai questo è sempre contento di sicuro, perché se no, quando si busca esatto, se quando è bello questo strumento, non ti dona, perché lo sciù da me, perché dopo pure sono geloso del strumento. Che non sono argomenti a sta polli lui, ma poi per saprestu prodotto questi strumenti, se stai questi strumenti che si possono costruire da solo, ma i sonus de canna, e la uneddas in particolare, esti de importa se tu costruire il settotto, poi diventa un rapporto sonadori, strumento che è difficile da contare. Pensai che una volta che è obiu, no, senza costruzioni, da una roga canna, e noi c'è un banchetto, prendo le cannitette. Poi c'è fai da una roga canna si arriva da suo strumento musicale. Poi non è che questo strumento tu suona saici, ti tu poni sa entra sa bucca, entra su corpo. Vibra con tu e tutto, diventa uno strumento tuo puro. Quando intendi in suo cuore, puoi pensare, ma come specie il launezza dentro questo segreto, poi ti emoziona, quando c'è uno strumento di adesso si accodrato bene, come ti piace a tu, ti imprilluzzi, si sono di emozione, mi da volta solo tremo impari con di guerra del suo capizzino proprio. No, contami questa questione della onera, questa che si obiende in moi, i tafundi, i tarenti. Beh, noi ci punti... Cioè sapete sa vivere. Noi c'è la onera, sai che punti... di due di Doni Azzetto, a Picciocchino mi piace sempre questo esperimento, ma vince a tornare
a cercare di vai su questa storia si contava. In quando si due punti, la un'edda si è fatta da canna, come ti hai imparato sul rettino, a me da costruire dove tutto, ma duati la un'edda che punti rivestiata di sapere calore, calore sardo, no? Ma questo è un uso che è una cosa un po' bellezza, un po' protezione, tutte le niente antiche su litto, su zingedo, si rivestiano a ci punti ossos di Geccarruvi e tutto. E poi due punti i ossos su mangoni, Geccarruvi, siccome intendi a noi sempre più cioccheto che ci vuole un certo Patriccetti in su 700, quindi un libro gli ha scritto che la un'edda si costruisce con i ossi dei scampi dei mangoni, no? Quindi da curioso, ho fatto, ho approfittato di un amico di San Forestali che ha agattato un mazzo non era sempre questa cosa, però cioccheto non scia, sono 83 questo che hanno saputo. E mi ha portato un mazzo di ossi dei mangoni che hanno sbattuto un scavo elettrico, che diventato rotto su noi in Santa Gilla. E quindi dopo ho recuperato, ho pulito, ho poco su moedo, insomma, tutte queste cose, ho disinfettato, stampato, tutto, e insomma, su 6 secoli, un temperino bene acquizzato, ho fatto questi stampicciati, ho stato questa balla, non è come questa canna, e ci siamo arrenesi, mi costruire due sfiorassi, una mediana, tutto il tipo della UNED. E dopo, da 83 in poi, tengo sempre questa possibilità di avere spicciocchiere di scuola, a me, quando in queste occasioni sono poco importanti, si presento. Ecco che noi, dopo questo due, sono un Viorassio e un Spinello, due in Gunesi. Ma dunque, una volta arrivato su noi, sì, bene si scuola, uno può fare una cosa, tocca da questo schermo, anda a cercare, troppo all'estero si è andato, aspetta va comando, da tu che sei più pratico di me, in noi. Tipo, tu le intendi? E la un'edda, sai che sono della un'edda? E mi era sensibile, però andavo a cliccare a Sadecca di anche punti la un'edda. E ci punti la un'edda. E ci punti bene, ci punti scorso, andavo a la un'edda. Sapone, tu io le intendi una sonata. Ecco, no, devo essere voglibilità sul serio di noi. Tocca se la un'edda, se vi tu questa cosa, che ti spiega su strumento, come ti esti su dumbu, come testi. E non ci punti fotografie dei soni su chi noso e uso posto in esposizione. E tu che su capizzino, la un'edda storica pure, c'è la un'edda del grande costruttore di Pasqualini in Rio, che vi costruiva, finché la un'edda, poi ci punti costruire su maestro mio, del Sobrettino Murtas, e poi ci andate me, del frati mio, dei scientifici mio, comunque questa appunto la un'edda che mi è esposta, dopo questa cosa. Poi, sa descrizioni, cioè una descrizione del suo strumento, e questo su che abbiamo su noi, poi la un'edda c'è tipo ogni strumento. Tocca da una cosa di importo però, che tutta questa cosa che c'è scritta in noi, le descrizioni, punti vanta proprio con rigore scientifico, poi da tutto questo da descritto un musicologo Marco Luzzu. E questo programma invece da sviluppato questa conca manna di Samuel Iacolina, che è uno scienziato adesso CRS4 e dunque e a aggiungere tutte queste fotografie ha fatto Nicola Castangia, che è un grande fotografo amico. Dunque da questa è questa squadra che ha traballato in noi e ho traballato tutto un pari adesso a Berirari. Quindi questa presentazione scientifica è fatta apposta per questo museo. Ecco, su chi abbiamo scritto no, certo, ci può dare cose assimilari, si può dare cose puntigose, però noi questo non traballo apposta per questo museo. Poi c'è questa classificazione, anche c'è scritto tutto, se questione organologica, insomma, aerofono, fiato, ancia, tutto su che si poi aerofono ci punti differenti dei carilari, c'è a fiato, ci punti con su vodde, tutto canto, dunque andare a spiegare bene ogni strumento. Quindi ci punti sprovese, savonti dei noi pensa a Marco Luzzu, come esiste, pensa documentato o cosa. Noi c'è Sant'Io Gumeli. E questa è una fonte del 1705, anche la questione da già della un'edda, ma ci usa che la un'edda sa che tanta vince mille anni avanti Cristo. E noi c'è scritto. Però c'è scritto. Su bronzetto che e questo da ogni strumento c'è di fonti, anche uno si può documentare
ecco, poi ci sono i nomini, i vari nomini da varie parti della Sardegna, che Launedas, Sonus de Gana, Truedas, Truveddi, Bidulas, praticamente in Barbagia, Bisonas, poi da noi da tutto, Launedas, ma da con un altro nome. No, solitamente o Launedas o Sonus de Gana, insomma, in Capitano. Poi c'è i materiali utilizzati su spago, savigi, sagera, saganna, insomma tutto sugli imperaus può costruire questo strumento. Poi ascolta e non ci punti vari video, anche se non ti intendi, la unedas a Solas, la unedas a Concordia, a Ballo, a suonare da processioni, oppure accompagnate a tanti con su tamburello. Ecco, per me vedi questa primo piano. Ecco, questo buono è appunto la unedas sono con i ossi da mangoni, questo è uno spinello. E questa è la curiosità. Beh, bello, noi faremo su, bene, mancate ne uso. Esatto, su strumenti pure. Poi altri strumenti del tutto. Quindi Narioso, chi non ha pazienza, è curioso, noi si può distentare tutto sugli oli e tocca, e cicca da fino a paura, fino a chi è studioso, tutto ciò che è di scuola. Noi c'è un microfono, tu ti poni in noi, conta tutta questa storia. Ai scienze, ciò che è di scuola, magari ci sono sezioni tutti su un guni, se si può dire in terra pure, ciò che è di scuola, e tu ti spiega, entrano proprio a intro di questa storia di questi strumenti. Ecco, non so che questionavo di aerofono, la unedda, però fai sibili, tu Dio si appassionato di organittus, dunque di sonus, entravo su pago a interesse sonus, intanto di chi ne funti questo? Allora, cosa tua? Sì, allora questo tutto strumento si chiama proprio come tappo prima, segnale, sa vita mia di sonatoria, di costruttori, funti strumenti che sono di aderio, punti tutti strumenti collaudaus e funzionanti. E punti strumenti che dove punti a partire dal suo primo che mi ha imparato a suonare praticamente. Questo Honor, questo è questo strumento che dopo compravo in pari con Graziano, con fratello mio, abbiamo comprato anche a Masara in Castello, poi un picciocchero piccolo, abbiamo comprato in pari, costa 200.000 franchi la sola. E quindi il nostro Zeus imparava a suonare con questo organetto. Poi aveva bello, come in testa, sapeva tesa, magari sta a ribasso Castagnari, tutto uno strumento Paolo Soprani, Schiavoni, fratelli Schiavoni, e poi vinse un altro organetto che da un per un metro, mi piace mettere su Gagliani, è uno strumento che costruivo a Preganziola, accanto a De Mestre in Venezia, no? E tanti costruivo su unico in Sardegna e dopo mi piace mettere, suonare questo organetto proprio un suono brillante. E funti tutto si è esposto su noi, quando uno vuole provare magari una suonatoria, dubica da due zona, da coppia, non sono geloso, mi piace di questa cosa, ho che sia un punto di incontro, un luogo proprio di attopio, di suonatori, di chi ne suonano, ma di chi ne vuole imparare, di chi ne vuole comprendere tutta questa bellezza che tenevo in Sardegna. Un conto è stato dubire su strumento, un conto è invece a dubicare in mano, a dove suonare, a intendi su suono, a voci, come funziona e tutto quanto. E noi c'è tutta questa possibilità, poi si può dire leggi in noi, in questo computer, noi uno c'è tutta questa storia del suo organetto, a fine del 1800, praticamente quando Satro si puntando a fare sul militare, passava in moto in continente, anticonosciuto questo organetto. Ecco che ti pensavo, con questo vado a fare sul bello sardo puro, no? E quindi su sonetto, su fisarmonica. E a noi sabberitati poi Paolo Soprani e Tottu in Sandu via Vegno in Sardegna pure a fare conosci questo strumento che avvia facile di suonare, facile di moderare, perché noi siamo abituati a suonare il launedda che avvia era più complicato di gusto
e dunque sa, con i sordaus che portano fuori, sa, Paolo Soprani che viene in Castello e ha portato questo strumento, a pago e diventava uno strumento sardo. Penso che sia questo strumento per suonare in assoluto. In Sardegna sì. E tutti dove abitano tanti suonatori, ma bravi, veramente forse in Sardegna ci sono meglio suonatori dell'Europa, ci sono avuti veramente. Una cosa dei suonatori sardi, se tu bisi un suonatore di organito, di sonette, sardo, come tu conosci? Poi tendi tutto questo vibrao, no? De su burzo, casi immobili, e fai tremai già su vode, su sonetto. Tremi di sicuro con Sardanetto. E fai tutto questo ritmo particolare che srebi, tipo accompagnare su ballo sardo. Invece, se no, su biello, come ti sonati scontinentali, si chiama verite, e serra, è tutta una tecnica completamente differente. Poi questo che è un'auga su sonetto, in Sardegna diventa uno strumento sardo, poi tannoso do suonato in una maniera che non è suonato di nessuno. Beh, poi quando è arrivato non ha fatto altro che tornare a fare i suoni della UNEDS, della UNEDS e poi del suo canto a tenore, del Sanzaballo, del suo Noreso. Quindi non questo organetto da una parte vuoi accanto a desincivare verdi questa tradizione della UNEDS pure, questo organetto, ma che si avvisa pure. Poi te su serio, negli anni 60, 70, poi fummo se capire, hanno tenuto pure su giovani, su chi si impegnano sono nella UNEDS. Infatti si contanta con i titoli a mano, suonatori in mano, i maestri che insegnano a 5 6 e poi non c'è giovani, praticamente ci vuole uno stampo dei tempi che dei giovani che si impegnano. Poi come mettono lui, forse se suona alla UNEDS è più difficile, difficoltoso e poi. Ma poi ci un periodo storico che tanto non sia da iniziando su non si suonante scuola sarda, ma manco male che gente come Luis Ullai prima e Orlando Magia e altri maestri hanno dentro questa pazienza di imparare tanti scienze che poi sono diventati. Pensai che Orlando Magia è questo che ha fondato su organismi musicali di importo plurmano, poi è orchestra popolare sarda. Beh, arrivato a 40 suonatori e suonatori da tutto bene causa pari. Non ci indesta un'altra di Aici, in Sant'Efisi ogni anno quando va a Santissimo questi una cosa di spanto, ad spirito su un tendi sonai. E dunque si intende sa terra tremendi come ti passava su questo suono. È troppo bella questa cosa. Dunque torniamo a questo luogo. La UNEDS, dunque aerofono, se intendo su sonetto, organito, diatonico, sa fisarmonica, come tornavo tu, è questo strumento che Debruso ha in qualunque maniera, per un certo periodo di tempo, sostituivo, affiancavo, ha fatto il proprio suono della UNEDS, meglio su questo organetto e tutto, poi come mi vorrei spiegare tu e tutto. Sa fisarmonica tenere sono su questa scala grammatica. Specie il campidanese è sempre stata adatta a fare suonate della UNEDS, però ormai c'è suonatori veramente che vanno diventando proprio di buona tutto, poi vai a fare tutto con sorganetura a livello delle suonate della UNEDS. Poi ai membranofono, dunque sa tutto sa galirari de Tumbarinus, che in Sardegna punti proprio Sonausu, Connottusu, sì, ci punti tutto ciò che si conosce. Come arriviamo su noi sapremo vetrina e tagattausu. Beh, tagattausu dunque c'è su tamburino di Aido Maggiore, chi ha tornava a costruire Deo ed è per ringraziare come mi dubbi di noi su grandi suonatori di Aido Maggiore, Tino Medde che mi ha ospitato un museo e mi ha dato tutto sconsiglio per realizzare. E a me saperirari questo tumbarino di Aido Maggiore si suona, sai con trozza impari altro suono su triangolo e sa semidiatonica. Essa semidiatonica è uno strumento che è un vago fisarmonica e un vago organito, nel senso che ha di sono doppio su in basso su mi pare, no? Sì, infatti, e la tastiera invece ne sono unisonico. Infatti come questa fisarmonica è infatti. E allora si suona è uno strumento che si suona a me da questa zona, Do maggiore, Boro, Rego su Margine, insomma
tocca ricordare sul gran zonatore Domenica Domede, ballo a poi passo, ballo a passo, ballo su sa danza. sa danza, Quindi su noi, bicchieri. ecco, devo pubblicare un consiglio su detti non mette, poi sono Domi adesso piace a tenere uno strumento su, costruito adesso, però adesso non deteniamo un uvetto, no, ascolta bene, a dopo, ti pica sa misura, ti vai, ti do. E allora, quando questo su è fatto in latta, su tubo, ma dopo ho fatto uno a Santiga con un arrogo di ortico, ecco, con le misure adesso tamburino su, e questa particolarità di questo tamburino di Edo Maggiore è calciati due tipi di battitori, uno porta da proprio questa boccia 10 che batti in media, e l'altra invece è piatta, appianata poco poco, che serve più che altro può spingere, sapete, può da tesai in modo diverso, praticamente tu spingi sapete, sa tesa, o sa muscia, come ti serve in questo momento. Orlando, e noi cittadini, Tumbarino su Dogna Galidari, Sì, provincia sa su Tumbarineddu, su Tumbarineddu, un pittico che si userà in ogni casa, in Ilarzi, no? Che vuole remonesso manco questo dei porticali. Questo dei porticali, bello. Questo che manti a regalare e ringrazio Meta questa associazione si sono in professione tutto, una cosa di importo umano. Uno dei spaghi stumbarini si è autorizzato a suonare questa processione, questo da Santa Maria, questo da costruire Pietro Caggiari. E praticamente impari con il suo tamburo di Sassari che accompagna questa paradda, no? dei scandelieri. Scandelieri, sì. E fonti sono questi tamburi che sono autorizzati a suonare in luogo di processione. Poi c'è questo tamburo di Gavò. In s'altra vetrina Tadeneo. E tamburo su da Gavò, c'è fonti costruiti questo su di Luigi Rocca, di Zampa. Insomma, questo fonti proprio originali. E poi questo che serviva su tamburi a cornice. Poi c'è questo tamburello campidanese, questo è un arioso che suona sui vetti in Campitano, è un tamburello che si costruisce con uno dei razzo, su beccio che non dire sul rettino, ci riponse una pelle di crava o di connillo o di angioni, insomma, questo do Santa Meta su trio di Maragallagone, sia Licco, zio Silvio, zio Cesario. Una cosa mi piace da andare, proprio quando si parla di Tumbareddu, su Tumbarino, su e tutto canto. Orlando Magia, io sono andato a Iaiu mio, zia mia, mamma mia, tutti sono famiglia sonanta, ma la cosa bella è che questa tradizione di famiglia sta continuando, ma a livello artumeda, poeta, narrato tu e tutto, figlio tu. Beh, adesso che su tamburello, dopo sempre suonavo Deo, suonavo il suonatore del mare, Santico, può accompagnare il suo solito e con il suo triangolo, il suo trio famoso del mare Calagonzi, però Eliseo ha fatto, oltre che da imparare un pachetto in suo modo tradizionale, proprio su modo ripetitivo, senza sviluppare, pensiamo che in Sardegna, Stamburso, non è che si sono non è una maniera, non con questa vibrazione. Già sta portata di tutto, doni uno con pago poi lo studio. Do pianta sennai su tempo. Infatti, ma non ti sviluppare una tecnica meta raffinata, poi quando sei a voi, tutti ci sono adesso tamburo da Gavone. Devo tutto tu. Poi Carnevale è una cosa bellissima che dà un'emozione incredibile. Però Eliseo ti ha fatto sesti, oltre che sono il launete, sa su solito, sa tutto questa cosa. E come ti attui e tutto? Sesti, noi perché lo appassionavo in più dei studenti a stu tamburelli e percussioni in generale. Sesti studiavo un sacco di tecniche, tutto questo che avete magari sperimentate, se vinse in Calabria, in Puglia, in Sicilia, Taranta, Pizzica, da Murriata. Ad imparare questa tecnica, poi quando tu impari questa tecnica, fai su chioli, con il suo tamburello praticamente impari la batteria. E sono stati trasferiti queste tecniche, sono state adattate a accompagnare i ballo sardi da tutta Sardegna. È diventato veramente, no, che figlio mio, non ci desti un attimo. E quindi veramente ha sviluppato tecniche incredibili, poi le ponevo a solo, su tamburello. A pago, poi tu suonai. Sta rotto, Massimo Pinna tu sta mandando rotto a schermo preno e dunque si ascoltava pago Eliseo.
E questo è un tamburello che ha costruito e tutto. Monte tutto il tamburello che La cosa bella. che ha fatto 10 con del tazzo vecchio, insomma. Ma tu, quando tendi la possibilità di suonare in mera, impari, esti una bella emozione a suonare Una bella emozione e stavo viziandomi pure, poi quando non c'è stesso, poi non riesce a fare acqua, capite? Poi mi sono viziato a questo accompagnamento che ti trasmette proprio questa energia, ti gasa da andare e quindi mi ci pica proprio a suonare in pari, come prima i suonatori, si può intendere solista, da ognuno suona poco tutto, è difficile a cattare in anno passato, invece noi da quando vinse formare un gruppo, Spurias, storica con Paolo Zicca e Bruno Gammeda, poi adesso potevano che avevamo su primo, quando abbiamo inventato la discoteca del Ballusardo, quando non si bada più su Ballusardo Piazza, e noi grazie a Dio di questo gruppo ci andati centinaia ogni anno e sono contento di aver fatto un paio di aprire pista, insomma, questa cosa poi sul gruppo è guia però gente come Orlando Magia, Paoletto Zicca, Bruno Gammeda, come ti si fa? Via da massima opportunità di cadere niente, può suonare, può ballare, sa gente con i suoni su e quindi la teniamo su un Sardegna e tu che sei moi altro su Manco di questa suonata a Concordia, ecco si sono finiti abituati a suonare in pari e poi isso è che mi legge il suo pensamento, che cresce intendendo suonare a mesa, isso ogni rifinitura si già è dotta del puvai, ma che stiamo improvvisando e come che isso sia leggende su che da più arrivare e mica può debbare se figlio e quindi che lui intende essere una suonata del Zurito, della UNED, dell'organismo mia che accompagna adesso, isso è come che ti ricami sempre sul luogo giusto, sul punto giusto e sul momento giusto, ti vai di battuta, vai di calata di cielo e la quando sanno con isso cosa bella, mi piace da Bino Orlando che è tutto bello impossibile no, non c'è stato un domo, no, quando suonavo, una volta sta sì quando discotasco, se fosse una suonata di questa pace, e intanto quando suonavo no, conta a me invece sì, poi è ovvio, fisarmonica da castiendo in noi in Gunisi c'è tipo un altro strumento che tanti portavo che accompagna a sta missa e trasrebia da in Gunisi uno strumento che devo insomma a custodire veramente come che sia un figlio e tutto, questo è uno strumento che ci ha provato a ottenere dei suoras, non che mi sa pintonare, fu uno strumento che suona dei suoras di Arizzo, di un asilo, anche a Bonianta cantare spicciocchetti e tutto. Poi ti succede, anche i suoras anti trasferiti a Castello, e ci fu una signora che ha accompagnata, che traballata in questo un asilo, una specie di convento, asilo per pippiuso, e praticamente questo organo dante la saunia, un armonio, e lo tenia da questo Dio, questa femmina anziana che non sentiva nulla, però fu una bella regoto, poi sapete, andiamo dante la saunia e mi ha fatto un da piacere, e ci si è a arrivare, questa volta invece che di 2 anni, poi mi completai questa collezione. Ci ha provato ad ottenere questa cosa e a far ringraziare sempre questa signora. E quindi noi è suonata di adesso, c'è sul video che sul video Bruno Gammeda, quindi è uno strumento veramente che ai nanti devresti poi ci passa e non rinesce a infatti tocca a entrare in una puntata e gli idiofoni poi noi punti idiofono come sono che vibrano con il suo settore, ecco, questa è la pedra di Pinuccio Sciola che è stato e usandai sul museo di Pinuccio Sciola devo dedicare una puntata adotto a Pinuccio Sciola ma andavo su questa è una pedra che ha realizzato apposta per un mese però fammi dire una cosa che usavo a accompagnare i ballus e tutto canto i ballus ci vuole essere Saffuenti bello che usano in Ilarsi e tutto ma in Ozzana usano Saffuenti questo è uno bratto poteva andare che usano a Medas in possa Cira Santa, possa scravamento, no? Infatti, però poi si spunge tutto canto.
Però poi, quando tu frigas e tu battisi, vesti questo suono che accompagna sul balletto. Che vuoi consacrare le egrese, di sforzo egrese e tutto. Sì. Quindi c'è questa tradizione autana che avanti ancora questo su balli autana, di Serreo su ballo saffuente, che è una cosa, una suggestione incredibile. Poi tutto i sprazzi si ciccano questa zonata, infatti mi discusso vince con i suonatori di ottana, poi ti do ma ogni adanti mi piace da me pure di suonare e dovevo ma poi che c'è proprio questa richiesta dei suballatori che appunto andavo su Niesa ottana ad imparare in piazza con i ballatori e quando si sta in pirro, si sta in bida in mare, o si sta ma su balli ottana non dovevo e intanto disfio su balli ottana con Saffuente e ci accontentavo una paga di sabrazzi. Dunque, questo fu diretto a Cittotto, strumento su questa collezione cosa tua. È una grossità però, devo tengo. Non sono mai arrennescio a contare tutti i suoni che arrennescio da suonare tu. Quanto fu? Ma questa, non mi sono posto manco te a contare. Ma adesso che ogni strumento che è no, pago. Non ho che sono, due strimpello. Che le conosco pure bene, che le conosco pure male, però buon essere, il primo strumento che ti ha suonare è questa chitarra. Ma voi, su quelli che mi fai, devono arrennescio a suonare manco su sonetto, tu tengo un domo e mi fai un'uveli che Orlando suona tutto, che le si sia cosa ed è un mancuno. Ma grazie a Dio, però, poi sai esatto a suonare e andare bene questo punto. Poi uno strumento ecco, bello che forse si è poco conosciuto, ma sa trunfa che è uno strumento che suona su strumento poco conosciuto ma è sull'aune e mulli certo non è stato è questo strumento che praticamente è accompagnato su solito l'aune e mulli questo è su baritone che usate per mulli prepesi no i pastori se prima tenevano tamburo tamburello suonando su solito e si è accompagnato con sull'aune e mulli lui canta un po' tamburetto questo è un laune e mulli che mi ha regalato su Santino Melisi del Bruccesso, cantatori, si è dato su Gelusia e quindi da per ringraziare. E questo è sull'aune e mulli, però va bene. E poi chi ne ha noi poi ma infatti noi cliccare, controllare, intendi tu so. Intendi questa trunfa? Questa trunfa che è questo strumento che suona da nonno, mamma, zio. E noi pure c'è tutto. E tu fai pure c'è andati che ha fatto Deo, ci funti questo del frate Piredda, ci dati in Sardegna forse funti più famoso del Dorgali. Posonai questa Posonai può costruire questo strumento. Fammi tu intendi una sonata sa campidanese. Ecco qua. Bella questa sonata, capisci? La cosa che mi piace da me è che ho fatto tutto un pari, questo traballo, e dunque se tu vedi in suo museo vedi un certo effetto. Infatti noi del pionai che noi tu hai fatto un grande traballo. Ma tu hai fatto realizzare il tuo video, quindi se non spaziamo su un pari, ma abbiamo fatto con passione, forse se poi questo traballo pari che traspari, questa passione in DS da fuori. E scusa, noi ci fu tra due vetrinas, una cosa dopo di questo museo. Caro, tu sta vetrina non fianta come ti funti in modo, fianta bella già a noi abilitari, amministrazioni comunali ha posto a disposizione un sacco di negozio. C'è stata una persona che ha detto devo ringraziare a frate mio e a frate mio, a Firmino Magia con Emiliano Magia che c'è questa vetreria fa legnameria insieme. E hanno fatto un traballo. Noi abbiamo fatto un traballo veramente fantastico, si ha fatto tutto su misura, come toglio, si ha tutto sistemato, come ti serviva da noi. Questa vetrinetta, sa prima dei scordofono, ci tenevo su due serraggia sotto un borro. Sa serraggia, una da costruire a Deo e una da... Un borro tu sei rientrato in Gavò, in questo luogo? Infatti sì. E noi serraggia. E una da fatta Giovanni Luzzu da Tramazza. Ci cammina e poi da fate ubiri in dei te è fatta? Questa è fatta con una roca canna lunga. Questa fotografia con anche a due da una codra di budella di grava, insomma, e c'è una vescica di brocco gonfiata a tipo palloncino, insomma, e questo fai di cassa di risonanza a sta corda che
che tu tocca o con sarchetto che porta da un arrogo di allastro praticamente piegato con crina di guardo, no? Con pilo di saguardo sul guardo, oppure penso con sul dito, insomma, dipende da come ti do le sonare. Tanti sei suo figlio, ci pieno. No, non sono specialista della serraggia, però, ma giusto. Però non suona tipo chitarra. È uno strumento di accompagnamento. A provincia di innovare un pacchetto di serraggia tradizionali, come così che ha fatto Giovanni Luzzu, serraggia con la tastiera, però che è di tasto su. O una est in arrogo di canna, tu fai scorrere sul dito a tipo violoncello. Invece noi non ci da più crescere, con tasto su, come questa chitarra è tutto. E hai uno che è accordata bene, tu da zona sei su, e sa nota è precisa come ti. E quindi noi, questa è una serraggia poco annumenau sa chitarra, andau innanti e suonau. Andau anche sa chitarra. E via su il tradotto tenese. Noi c'è due chitarre, sono un chitarrone in mano, una chitarra. Questa è la chitarra campidanese. Questa è l'etichetta. Ecco, questo è solo uno strumento che dopo suonavo in vita mia, teniamo 9 anni. Proprio questa chitarra, questa che è esposta a Gonesi, fu del maestro mio di Margalagones, Giuseppe Giana, che si chiama Coccodrillo, non lo conosce nessuno che era Giuseppe Giana. E esso mi ha accompagnato a cantatori, in luoghi magazzini, su palco, fu bravo me. E via questo suono di chitarra a ballo campidanese con la tecnica su pizzicao, una cosa. Come ti anni serra, no? Come anni serra, molto suona del Vincenzo Coppai mio, Ignazio Cadetto, infatti suonavo io. C'è una suonata adesso. Ignazio Cadetto non è abilità, non è uno suonatore, ma è uno studioso e tutto, questo si è laureato, poi è uno musicologo e ha fatto una tesi proprio con il suono e sa vita e sarti e tutto di questo suonatore di chitarra che è in anni serra, dunque ha fatto un traballo di importumano. E noi c'ha due video, uno è su mio e uno è uno mio. E questo è suonata campidanese che dopo un parò di coccodrillo. E da un ringrazio questa famiglia, i parentesi di Giuseppe Giana che mi ha regalato questa chitarra sua, questa è proprio questa chitarra che suona adesso. Negli anni 50 che poi dopo suonare un solo imparare questo ballo sardo e sono troppo contento che dopo recuperata esti noi esposta e poi noi tanta sa chitarra che si suona da poi se canto su del locutore su del capi su sesu e poi su mandolino che in Sardegna tenere una storia manna su mandolino e tutto tu suona sì e noi suona da Coppa Ignazio. E in noi c'è denai che ci vedono un grande suonatore mandolino, mi donava sempre Mauro Palmas, Giuseppe Anedda, che aveva un maestro manno del mandolino, suonava in Santo Sofia da connotto in Tottu e poi andava sempre in cosa che sai via sa Eiar, sa Raide in Santo, a suonare un totto sul mondo, ad imparare un totto sul mondo e dunque teneva una tradizione in manna grazie a pure a Giuseppe Anedda. Lo suonava per serenata, sa prima. Allora questo è un mandolino che fu del Don Bravieri da Castello. Che mo non sa cantare più e lo suonava proprio un braviere Castello che ci ha fatto a recuperare e fu famoso sui bravieri che suonano su mandolino ma vinse la Uned, sa bravieri sa Runfa, insomma sono también bravieri, sa batterisi e tutto canto dunque ha portato piantessi bravus e tutto a traballare si costruire a solo sui strumenti e sa batterisi si può costruire la Uned una cosa che voglio dire è che ogni strumento che c'è esposto noi tiene una storia. Questa storia non da bioso noi, perché noi c'è in generale la presentazione di strumenti, però come ti potevi vedere ci vunti i scartelloni si accostano di ogni adeca e ogni strumento portano un numero. Praticamente uno ci calcola questo numero e vede questa chitarra di Giuseppe Giana, dove è scritto che è il primo strumento che dopo suonava e che fosse la chitarra sua originale, oppure andava anche la Unedda, si doveva alla Unedda che mi ha regalato su maestro mio, su pretino morta, che mi ha regalato, sa di che mi sono goiato. E quali numero è? Sul numero non mi ha regalato, però è stinesa. E da sorbienni mo. Dove è la Unedda nantanati longa, che dove è scritto sa data, muravera, questa mi da costruire, su pretino, ma
accompagnavo a mi cogliai con questa launetta e poi mi la stata regalata. E questo, figurati, che è un punto importante per me. No, datemi una cosa, siccome tipo questa la prima puntata di Cosas Bellas, ma voglio una cosa a scetti, quando si indianda, o quando vieni da noi, uno visitatori, teni la possibilità di leggere il libro su casa di noi, dei strumenti musicali e tutto, si pone in cuni, si incusa apposentendo, si sessi e leggi tutto su chioli. Ah, di chi no si può porre in noi e vedi in questo banchiggetto e tu ti conta come si costruisce questo strumento e tutto e adesso tu puoi provare, puoi provare, di presto Isaina giusta a voi ti spiego questa cosa è che uno specie se sciente mio tu costruisci ciò che è orchestra ma inizia a gattare quando sapete si sezioso e più capizzino su quelli con lo strumento su i scanna continuò c'è questa canna a masco poi manco sede questa canna a masco che porta in uso distante si suona da satra poi c'è questa canna a femmina che vai poi vai su tumbo e poi scapizzino sa canna poi capizzino se questa finicetta che tu doni avanti in su canneri di questo che ha gattato su tutta Sardegna, insomma. Doni avanti, forrò quando si è messo caneri, da gatta su una fini, che indica che nasce da terra, non di questo che si chiama vigliore a destra a mano, no. Tu doni avanti, gatta questa canna fini, quando da bella gialla, proprio compria bene, sempre di 2 o 3 anni, poi questa canna a destra e tutto, non fai poi che noi compri ancora, se questo si scioglie da toccare. E quindi ci punti scaricati di scanna, tutta attrezzatura, si sezza, costa un mio e si vuole costruire uno strumento con pazienza e si chiude da me, insomma, e poi... Dunque, Orlando, devo tirare a verità se di adesso su pregiavo e si fatto questa trasmissione e se prima da volevamo cominciare proprio noi ti do grazie per questa ospitalità e poi ai spettatori cosa nostra di now, siccome questa è la prima puntata la seconda puntata io sono andato in un altro luogo de Pula si spostavo andavo in Patiolla Sicci così la zerriavo su Dolianova poi tengo successo una cosa bella dei Biri un museo dedicato a Sollu siccome in Sardegna Sollu che uscivo fai bene in mera tenevo una tradizione in manna e dunque c'è questa questa domo che si seria sa mola del suo notario e in cui ci sono tutte cose antiche se moda se obienti e tutto io sono una clipigedda e poi sa che bene se si va a pregeri venne con me e andavo a Patiolla Sicci e conoscevo meglio su questo luogo dove si va a Sollu e si va oggi e tutto ma in una maniera più moderna naturalmente. Poi grazie a Orlando Magia, grazie a Chiara, e ma voglio ringraziare Chiara, questa è un'altra, è una presidente che non c'è o su Manco, non si pone mai annate sa delle camere, però già c'è, Stinguni, che controlla tutto, sa presidente. Poi adesso penso in un museo che è gestito da questa associazione Balutondo, de Maragaragonis e sei presidente di loro grazie a Issa a tutta questa comunità di Pula e a vosato su Casse Sighio, a Marco Loi, a Massimo Pino, insomma tutta la gente che traballa da noi po' questo bello progetto che si seria da Cosas Bellas esti sostegno della regione autonoma della Sardegna con lei numero 22 e dunque grazie a tutti se si vieuso sa che bene. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.